Un brindisi sul Ponte Vecchio di Bassano per l'importante riconoscimento raggiunto, monumento nazionale, un lavoro di squadra che ha cancellato i colori di appartenenza politica, permettendo così di raggiungere un risultato importante per la città e per i bassanesi. Un traguardo reso possibile grazie all'impegno dell'onorevole Germano Racchelle e della senatrice Daniela Sbrollini. Come primo anno da onorevole penso sia una grandissima soddisfazione già riuscire a portare a termine una propria proposta di legge. Tutt'al più portare una proposta di legge del tuo territorio è così importante per il bassanese, per il Veneto e per tutta l'Italia, mi sembra una soddisfazione impagabile. È un momento di grande gioia per questa città che se lo merita tutta, è stato un lavoro di squadra, io lo rivendico, lo dico sempre perché l'amministrazione precedente, l'amministrazione attuale, i parlamentari di tutti i colori politici, il comitato che ha fatto un lavoro straordinario, questa città stupenda che si merita questo riconoscimento, gli alpini, ma potrei veramente ringraziare uno per uno. Un evento per la nostra città che entra a far parte di un circuito mondiale. È entrato adesso il nostro ponte nel sito del Ministero e potrà essere visto e conosciuto da chiunque con curiosità vada a visitare quel sito. Pertanto sicuramente nuove opportunità. Peraltro il Comitato ha delle idee ancora più ambiziose, dei progetti ancora più ambiziosi e sicuramente noi saremo al loro fianco nel coltivare questo ulteriore importantissimo passo. E proprio dall'ex primo cittadino il lancio del nuovo obiettivo. Io mi propongo insieme con altri a partire già da settembre di istituire un comitato per il riconoscimento UNESCO che è il secondo gradino e che dopo il riconoscimento del ponte come monumento di carattere nazionale deve essere la prossima tappa, perché quando si raggiunge un obiettivo è importante prefissarsene un altro ancora più ambizioso, perché il ponte è effettivamente un patrimonio anche dell'umanità. Una medaglia che si aggiunge al già prestigioso palmarès della Regione Veneto. Questo è un altro importante risultato che ha portato a casa il Veneto dopo il sito UNESCO del Prosecco e dopo le Olimpiadi. Il Ponte degli Alpini monumento nazionale, uno dei simboli del Veneto in tutto il mondo. La Regione è sempre stata a fianco del Comitato, ha lavorato anche a livello governativo perché venisse portato avanti questo importante progetto di legge e oggi festeggiamo un grande risultato.